Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto diretta sulla pagina Facebook, ci facciamo ogni volta l'autopubblicità, rientro dalla pubblicità, che gioco di parole, ospite ogni 3 settimane viene a trovarci, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che lo ringraziamo ovviamente e anche per tutte le domande che sto facendo per quanto riguarda la nostra città e che i cittadini vogliono sapere. Anzi, mi hanno chiesto, sindaco, siccome questa puntata noi la registriamo al pomeriggio del mercoledì e tanti mi chiedono che vorrebbero intervenire, ovviamente solo quando in diretta, magari se riusciamo a organizzare una volta ogni 2 mesi una in diretta, che ovviamente qualcuno vuole sapere la strada quando verrà fatta, tutte quelle cose che il cittadino ovviamente richiede, che lei conosce benissimo. Senta, il garante dei detenuti è stato fatto oppure non è stato fatto, è successo un bel problemino lì, qualcuno ha firmato un latitante, un mafioso, insomma, Messina. La prima volta è stata una cosa imbarazzante di cui dobbiamo vergognarci, non so chi è stato, non sappiamo ovviamente chi l'ha fatto, moralmente deve assumersi le sue responsabilità. Nel secondo caso. Ma mi scusi, viene scritto a macchina il nome? Ma no. Basta fare una perizia calligrafica, stampatello, no? Infatti non c'è, avuto modo di parlare, non c'è nessun reato. Ah, non c'è reato? Non c'è reato. Bene, quindi chi sarà? Ci sarà questo garante? Solo una figuraccia che abbiamo fatto. A livello nazionale? Questo è sicuro, purtroppo. Ma verrà scelto o verrà scelto questo garante? Lunedì sarà definito il garante, perché non corre più. Si è raggiunto un accordo perché anche qui... Basta la maggioranza di chi vota. Lunedì, terza votazione, lunedì. Non mi ricordo più, il prossimo lunedì, non mi ricordo quando è. Il prossimo consiglio, insomma, basta che abbia la maggioranza, non c'è bisogno della maggioranza del numero. Non abbiamo fatto una bella figura, no, assolutamente, di cui mi assumo la responsabilità, figuraccia, sotto tutti gli aspetti, anche perché non è bello, abbiamo fatto due consigli, per cui costa, per carità, anche una piccola cifra ogni consigliere, però non abbiamo fatto una bella figura. Devo dire, è colpa mia, tante cose sono colpa mia. Abbiamo fatto una brutta figura, secondo me. Va bene, lei me l'ha cacciato, andiamo a vedere questo servizio dei single, va bene? Sì. Vediamo il servizio di Elisabetta Corazza. Affrontare le restrizioni imposte dalla pandemia è difficile per ognuno di noi, ma probabilmente lo è ancor più per coloro che vivono da soli, costretti a limitare le uscite riconducendole a motivi di necessità e per di più a trascorrere più tempo in completa solitudine. Ebbene, circa un padovano su 4 ha vissuto questa situazione, supportando da solo le restrizioni imposte dalle misure di contenimento. Sono infatti complessivamente 47.614 le famiglie unipersonali che vivono a Padova, ovvero il 22,7% della popolazione complessiva e addirittura il 46,4% delle famiglie totali. È questa la fotografia che emerge dalla sezione popolazione dell'annuario statistico del 2020 del Comune di Padova, da cui si evince che negli ultimi 24 anni, ovvero dal 1997, i single siano aumentati del 63,5%, passando da 29.107 a 47.614, di contro all'aumento del numero totale dei nuclei familiari, più 16,2%, su cui l'incidenza in poco meno di un quarto di secolo è aumentata del 13,4%. La maggior parte di questi single, il 63%, ha un'età inferiore ai 65 anni, mentre gli over 65 anni sono il 37%. Se per gli uomini single la fascia di età più numerosa ha tra i 25 e i 34 anni, 3.977, tra le donne sono invece le over 80 le più numerose, ben 6.389. Per quanto riguarda le altre tipologie di famiglie, le più numerose sono quelle costituite da coniugi con figli, 17,9%, seguite dai coniugi senza figli, 14,3%, e a seguire da un genitore separato con figli, 9,6%. Le unioni civili rappresentano invece lo 0,3% della tipologia di famiglie padovane. Abbiamo fatto questa presentazione di numeri che l'ha fatto il Comune di Padova, ovviamente della situazione dei cittadini padovani, e il 36% dei cittadini single superano ovviamente i 65 anni, ci sono molti anziani e questi molti anziani soffrono di solitudine e anche di una
determinata povertà in molti casi. Ecco, cosa fa il Comune per queste persone? Adesso man mano faremo scorrere anche le grafiche per ricordare i numeri, perché sono numeri di una città importante, numeri di una città che si sta invecchiando sempre più e numeri anche di persone in difficoltà, molte più per colpa della pandemia di prima. Il Comune, in virtù di tutto questo, ha intenzione di fare qualcosa? È un paese che sta invecchiando, tutta sì, l'Italia sta invecchiando. Noi analizziamo, e siamo anche, ho il sindaco di Padova, analizzo certamente, Padova. Una sezione dell'Italia, però anche Padova sta aumentando sia l'età media, sia le persone che vivono da sole. Noi ci stiamo dando da fare sotto tutti gli aspetti, dalle telefonate, perché è veramente... spesso volentieri all'anziano basta la telefonata, sentire la voce amica, qualcuno che aiuta. Stiamo cercando di fare come la Marta Nalin, l'assessore, sta cercando di fare il massimo sotto questo aspetto. Ad esempio, adesso per prenotarsi i vaccini, non tutti hanno la tecnologia spicciola, dobbiamo inserire. E noi come gruppo stiamo dando una mano a inserire, come fanno i farmacisti, come fanno gli altri, per inserire i dati in modo tale da agevolare. Sono tutte piccole cose, ma come l'assistenza. Ad esempio, ci aiuta moltissimo la Cariparo, la fondazione, per aiutare gli anziani, i disabili. In tutti i sensi stiamo facendo veramente uno sforzo anche sotto l'aspetto economico, ci sta aiutando anche lo Stato, importante. La solitudine è veramente una cosa triste, ogni tanto capita, si sente che è morto uno da solo e fa inorridire queste cose, però stiamo impegnandosi nel sociale, ma anche la scuola stessa, per far sì di avere occasioni di confronto, di dialogo, parlare, basta veramente la telefonata, ma ognuno, noi abbiamo... Stamattina abbiamo presentato, faccio solo un esempio, come MAP, mercato agricolo, che ha deciso, i grossisti hanno deciso di far sì, quei Lions, la Certosa, di donare una volta a settimana frutta e verdura a chi ne ha bisogno, cucine popolari, tutte le parrocchie. È una città che volentieri si presta ad aiutare gli altri. Per niente siamo stati capitale europeo del volontariato nel 2020. E per cui è incline nella nostra DNA di città aiutare gli altri sono gli anziani. Ma la domanda è: se qualcuno ha bisogno, c'è un numero particolare che può chiamare il comune, c'è l'assistente, ecco. E secondo lei con questa pandemia sono aumentate le persone che sono venute a chiedere aiuto? Sicuramente sì, sono aumentate. E lei cosa può fare come amministrazione? Noi abbiamo dato, vi ricordo che la prima volta che sono usciti i buoni pasto abbiamo dato 1.200.000 euro di buoni pasti a 20 euro alla volta. Prima abbiamo fatto cartaceo, manuale, poi abbiamo fatto elettronico. Cioè il comune è presente per gli anziani che sono in solitudine. È una nostra priorità, sotto tutti gli aspetti. No, lo so, perché mi dà fastidio, perché tanto dicono mai i vecchi è meglio lasciare stare i giovani. No. Però si ricorda che diventano vecchi tutti poi. Anche lei. Anch'io, sì. Lo sono già diventato. Per cui è prioritario. E mi dà anche fastidio, le dirò anche di più. Io probabilmente non mi sento vecchio, non so perché. No, lei. No, ma probabilmente la testa che non ragiona. Vedi, la differenza si vede tra me e lei, visto che abbiamo più o meno la società dai capelli, dal colore dei capelli. C'è chi li ha bianchi e chi invece non l'ha ancora. Se gente fortunata, no? Però veramente gli anziani sono una priorità. Ha fatto bene, Draghi ha fatto bene la zona a dire: bisogna vaccinare prima gli anziani, sono perfettamente d'accordo. Ne è nata anche una polemica, approfitto per dire questo, perché a suo tempo avevo in collaborazione con l'unità sanitaria locale, con l'assenso della zona, avevo cercato di far vaccinare tutti i nostri collaboratori del comune. E non è che io volessi portare via il vaccino agli anziani, assolutamente, era previsto dalle normative e poi c'erano talmente tanti vaccini che l'unità sanitaria aveva chiesto di fare questo. Infatti la polizia locale è stata fatta in questura assieme ai poliziotti, gli insegnanti sono stati vaccinati, ma delle altre aree del comune non erano state vaccinate. Oggi noi abbiamo delle aree, e ce le abbiamo ancora, tipo la mobilità, in cui non abbiamo il personale, non abbiamo i dirigenti, che sono stati col Covid sono stati in ospedale, sono usciti da poco, siamo in grossa difficoltà. Allora, c'è la solita cosa, il comune non deve essere vaccinato perché tanto sono lavoratori, non lavorano, solite sciocchezze. Però quando uno ha bisogno del certificato, lo vuole subito.
e noi siamo in difficoltà. Sapete quante persone sono state, hanno avuto il Covid, quante persone sono state ammalate? All'interno ad esempio, chi va a farsi certificati, carte di identità, tutto quello che non sa, lo vuole subito, no? Dice, ma non abbiamo personale per... Io lo voglio subito. Sì, ma non è detto che col vaccino non siano e non abbiano la possibilità di essere intaccati dal virus di nuovo. È difficilissimo. Sì, no, e se avviene, viene in forma molto... Sì, però molto deve male. rimanere a casa 15 giorni ugualmente, insomma. Però tanto sarebbe importante fare il vaccino. Io spero che però, a fine mese venga fatto anche... perché è giusto che sia... quantomeno quelli di una certa età, sicuramente. Non solo quelli che hanno contatto col pubblico, ma anche i cassieri dei supermercati. Mi domando, no? Non capisco, sono quelli quasi più esposti di qualsiasi negozio. Allora, vede, di qualsiasi negozio. Perfetto, sì. Allora, io credo prima mancano i vaccini. Perfetto, allora io prima del comune avrei fatto quelli dei supermercati, se vuole il mio modesto parere. Non è sbagliato, ad esempio, all'anagrafe entrano centinaia di persone. All'anagrafe. Però c'è la possibilità di avere come si dice, un divisorio. Beh, allora anche i farmacisti hanno un divisorio. Sì, ma nel supermercato no, non c'è. Supermercato sono d'accordo, tutti i negozi. Però prima i supermercati avrei fatto... Anche gli altri negozi. C'è anche gli altri, però nei supermercati io avrei fatto i vaccini sono d'accordo, a quelli supermercati. Perché è stata fatta una scelta. Sindaco, mi scusi, perché i supermercati? Perché quando c'è stata la zona rossa, e ha ragione, hanno chiusi tutti i ristoranti, via scorrendo, gli unici aperti erano loro. Ma è stata fatta una scelta dalle autorità, prima gli anziani, non sono d'accordo. Perfetto. Quando ho detto prima gli anziani, noi il primo giorno abbiamo fatto i vaccini, un primo mese, 200 persone. Quando ho detto è giusto che gli anziani facciano il primo, hanno fatto un passo indietro, ci siamo fermati, ma voglio chiarire, era completamente in accordo con la sanità quello che avevamo fatto, non era tuffaldino fatto di sera, era normativa. Infatti a un certo punto la sanità ha detto... Io dico che è stato bravo a fermare, Sindaco, dico il mio modesto parere, perché credo ci siano delle persone che abbiano più bisogno dei dipendenti comunali, soprattutto gli anziani, ma in virtù che ci sono pochi vaccini. Ma in virtù di questo, perché prima, quando è stato fatto l'accordo, c'è una montagna di vaccini, per cui ha detto vacciniamo tutti, ha detto tutti quanti, vacciniamo tutti, abbiamo vaccinato. Dopo mancavano i vaccini, ha fatto un passo indietro, prima gli anziani. In virtù di questo, la scelta che ha fatto di bloccare per il comune da parte mia personale, io spero che a fine mese sia ripreso. Da parte mia personale, per quello che può contare. L'importante è che arrivino i vaccini. Per quello che può contare. Ma io voglio che sia chiaro che non abbiamo portato via i vaccini agli anziani, assolutamente. Faceva parte di una logica dell'accordo con la sanità, assolutamente. Prima gli anziani, hanno ragione, e va fatto prima gli anziani. No, sicuramente sì. Allora, nel ritorno diciamo che gli anziani che sono ovviamente in solitudine, il Comune ha le porte aperte per poter dare una mano. Stiamo facendo, vi garantisco che l'assessore Marta Nalin sta facendo di tutto per questa, non solo per anziani, sul sociale, disabili. Sta lavorando con passione, con voglia di fare. Nel Comune, mi torno indietro alla domanda, 1800 dipendenti, mi corregga se dico un numero sbagliato, quasi più o meno. E quanti sono i smart working? Quanti sono al lavoro? Il 75% di quelli che non possono farlo. Cioè mi dia un numero così riesco a capire meglio. 300. Quanti? 300. Su 1800, 300 sono... Ma si alternano? Sì, 300 sono a casa in smart working. E quando stanno un giorno a casa, ecco, dopo gli altri arrivano. Se fanno tutti il vaccino, tutti riprendono il lavoro, normalmente chiedo... Ovviamente sì. No, era tanto per capire un attimino come funziona. E questa mancanza di personale in comune opera ovviamente delle difficoltà nei servizi alla gente. Certamente sì. E non si può... Faccio l'esempio di prima, settore mobilità. Sta seguendo il tram, i bandi, le biciclette, i monopattini. Mancano i 2 dirigenti APS, il dirigente della mobilità, il vice, un'altra persona è stata male. Siamo bloccati. Stavo parlando stamattina con l'assessore Agona, siamo in grossissima difficoltà. Noi abbiamo il dovere di risolvere i problemi. E non avendo le persone si fa fatica a risolvere il problema. Senta, a proposito della mobilità, mi sta venendo in mente una domanda. Ho visto, abbiamo fatto ieri un servizio con i nostri ragazzi, anzi una diretta, perché durante il telegiornale al pomeriggio facciamo le dirette. E ho mandato un giornalista a fare la diretta da via Tito Livio quando salgono i ragazzi, perché salgono nel tram in maniera indisciplinata, e in quella zona ci sono gli steward che regolarizzano l'entrata e l'uscita del tram. Sì. Ma non solo, c'è solo lì però, perché ci sono molti altri punti della
salita del tram nei capolinea è che non ci sono gli steward. Come mai? E sono solo nei punti dove ci sono le scolaresche? Bus Italia ha definito dove c'è particolarmente necessità, non so, francamente so che sono impegnati a mettere gli steward per controllare i ragazzi, perché è opera di Bus Italia, pensavo fosse opera del comune. No, Bus Italia. Perché dico, c'è la zona brusicana, ci sono molte scuole, molti studenti e alla fine... Opera di Bus Italia, ma non per scaricare Bus Italia, perché è responsabilità loro, per cui, io se non sbaglio hanno preso 30 steward per controllare la salita dei ragazzi. No, in via Tito Livio c'erano da una parte all'altra del tram, penso sia parecchi posti in cui ci sono, dove c'è i ragazzi che escono in maniera importante come numero. Ecco, però al mattino anche quelli che salgono nel tram e che vanno al lavoro, certi tram stanno controllando. Io penso che Bus Italia stia facendo un buon lavoro. I ragazzi sono ragazzi, ci ricordiamo tutti quando ma dicevo al mattino invece non è di lavoro normale, sale che la gente normale aumentano la capienza del tram perché non ci sono gli steward, per quello stavo dicendo. Sono anche al mattino. Ma no, guarda, abbiamo fatto le riprese ieri dove arriva il tram alla Guizza, sono saliti e c'era il tram abbastanza pieno, insomma non era... Allora, la domanda era se era l'opera del comune o di Bus Italia, di opera di Bus Italia. Ma non per dire scaricare responsabilità, è loro che aspetta il controllo. Da quello che so stanno facendo bene anche. Il 20 di aprile arrivano 1000 mezzi elettrici forniti a 2 operatori, ma adesso non li dico perché sono inglesi, che si sono aggiudicati alla gara. Ci sono delle regole precise per questi? Monopattini? Sì. Le regole, stessa regola, il mio governo ha definito, non sono mai stato favorevole, tanto per essere subito chiaro, ho sempre boicottati, però a un certo punto il governo ha definito che i monopattini equivalgono a biciclette, punto, seguono per quanto riguarda la codice della strada, le stesse cose delle biciclette. Guardi, le regole un po'. È vietato l'uso per i minori di 14 anni, fino ai 18 con il casco e patentino. Non mi risulta casco. Io sto leggendo questo. Però non lo so, onestamente, non vorrei dire stupidaggini. È questo qui. Io vorrei vedere poi i vigili, perché ne ho visti addirittura 2 saliti su questi qui. No, è sbagliato. Ho visto tanti con le cuffie che ascoltano la musica. Questo anche biciclette? Sì, anche però biciclette. Non mi risulta l'obbligo del casco, assolutamente. Guardi, io leggo le regole precise per il loro utilizzo. Vietato, glielo ripeto, l'uso per i minori di 14 anni fino a 18 con il casco e patentino, e non si possono dunque, vietato l'uso sulle corsie del tram, sotto i portici, sui marciapiedi, e non si possono superare i 6 km all'ora. Devono essere condotti a mano nelle aree di pregio storico, culturale e artistico, tra cui Isola Memmia, all'interno dei giardini dell'Arena, nei sagrati e nei sagrati delle chiese. Confesso che sono delle cose che non mi tornano. Del comune che ha dato il comune. 6 km all'ora. Questo che opera del comune, queste cose che... Vabbè, ammetto che non conosco queste cose, io so che sono equiparate a bicicletta, devono seguire per il codice le stesse regole. Il casco non lo sapevo, anzi ho visto una polemica. Ho visto la polemica fino a 18 anni. Fino a 18 anni, c'è scritto. Ho visto una polemica a Firenze. Fino ai 18 con il casco e patentino. Le dico quello che mi ha scritto qui, lo leggo, non sono... Se me l'ha scritto è perché si sono informati, mi auguro, perché altrimenti poi... ovviamente, però è così. Io so solo che la civiltà dice bisogna essere civili, non si può andare sotto porti. Ho fatto questa premessa perché mi auguro che i vigili multino questi che non rispettano le regole, cosa che... Se passa una macchina la fermano e gli danno una multa, se invece passano quelli col patentino con le cuffie un po' meno, ecco, come lo fanno con le biciclette. Ovviamente le macchine le fermano, si quelle macchine e viceversa. Le bici ne vedo di tutti i colori, sindaco, cuffie e non cuffie. Addirittura adesso hanno che le cuffie... Sì, è vero, le macchine che si fermano nelle piste ciclabili. Vedrà che le multe delle macchine sostengono bene la città di Padova. Non siamo per punire, siamo per educare, stiamo cercando di far sì che tutti quanti capiscono di essere civili, comportarsi secondo le regole. Non vogliamo far cassa con i cittadini. No, però se passo con il rosso con la macchina mi dà la multa, se passo col monopattino no. Se passo col monopattino esattamente no. Non è identificabile. E per forza capito. Quindi, io penso che alla fine... Ieri a Roma ho visto tanti quei monopattini incredibili. Io non lo so. È un mezzo
piacevole. Lei lo sa che Alfredson, giocatore del Padova, ha fatto un incidente col monopattino, vero? Cosa? Alfredson No. ha fatto un incidente col monopattino a Verona. Quando? La settimana scorsa. Non sapevo, mi dispiace. No, nulla di grave, però ha fatto un incidente all'ospedale, però Sì, non ha fatto nulla di grave ed era in monopattino. Sì, sì. Vabbè, Sicuramente è un mezzo in cui bisogna stare attenti. Lei è sempre stato contrario. E persone della sua età devono stare attenti sì, prima è vero, di andare. infatti io non lo uso, devo stare attento a non prendere qualcuno perché questo può anche... Devo stare molto attento. Lo sa una delle cose che le dico, per cortesia, mi illumini un po' di più i passaggi pedonali. Non stiamo illuminando. Io passo in macchina, visto l'età e tant'altro la ragione, sto invecchiando, succede che passano senza fanale acceso di sera ed è buio e uno col povero Cristo con la macchina non lo vede, è a torto, perché è a torto ovviamente perché... Via Borgagna è appena illuminato. No, ma ce ne sono di illuminati, tanti altri, perché è pericoloso quello lì davvero. Voglio che sia chiaro ancora, non è che sia contro la volontà di fare qualcosa, dico, come mai non fare rotonde, come mai non fate questo? C'è una cosa che si chiama bilancio, disponibilità economica, bisogna fare le priorità. Le priorità noi abbiamo tante cose. Una priorità questa sì. La priorità è sociale, priorità della scuola, priorità della sanità, la sicurezza, tante cose. Cerchiamo di fare tutto quello Io le avevo chiesto cose non priorità come i bagni pubblici che non sono si stati possono fatti. fare. Sì, basta prendere in affitto un locale e farlo. No, sì, però prendere in affitto un locale. Oppure prenderlo, si può fare tutto. Ma costano. Oppure i centri formazioni dove c'è il parcheggio anche ai questo della Valle. Hanno detto che lo facevano, costa anche quello. Bisogna pagare. Quando uno fa il bilancio e fa l'elenco priorità, sicurezza, sociale, abitazione, scuola, bisogna fare delle scelte. Ogni assessore chiaramente ha interesse di sviluppare, come è giusto sia, il suo settore. A me spetta il compito non piacevole, essendo anche assessore bilancio, di dire questo puoi farlo, questo non puoi farlo. Ha ragione, non è che mi vogliono bene quando faccio, non mi amano gli assessori quando faccio questo. Le faccio questa assistenza perché è per la sicurezza di chi attraversa le strade e anche per chi le guida, perché oggi, Sindaco, le faccio un esempio, lei passa, a Padova la conosce tutti, la zona dell'ospedale, c'è la rotonda, la zona dell'ospedale per andare ai Forcellini, lì arrivano i pedoni o in bicicletta, perché si passa per regionale, dall'ospedale passano a 200 all'ora, tu arrivi con la macchina, di giorno magari te ne accorgi, di sera col buio se uno non è illuminato non se ne accorge e vai addosso, gli fai male, hai torto giustamente perché sei il soggetto più forte. Ecco, se magari c'è un po' più di illuminazione, quello ci sono delle zone dove i passaggi a livelli sono più sicuri dei bagni, come chiedevo io, e quindi magari era una richiesta che le faccio personalmente. Ma anche i bagni sono una priorità. È difficile risolvere il problema. Ma a Venezia l'hanno risolto, il sindaco, hanno preso dei locali, li hanno presi di proprietà del comune e li hanno fatti, li hanno a pagamento, si pagano e poi alla lunga ritornano, perché si fa pagare ritornano. Non ritorna mai l'investimento. Dici no? No, se vuole provare lei. Io vorrei provare, se fossi giovane lo riproverei. Provi. Farei una faccia. multinazionale di bagni. Sì, multinazionale. Vorrei farlo. Io ricordo che prima di fare questo mestiere facevo un altro, per cui sono molto attento a queste cose. Perfetto. Andiamo in pubblicità all'ultima parte e poi col sindaco a tra poco.